Buongiorno e bentrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura un'operazione antidroga ad Agrigento dove la Polizia di Stato ha eseguito questa mattina all'alba 17 misure cautelari a carico di soggetti ritenuti responsabili di spaccio di sostanze stupefacenti con l'aggravante dell'ingente quantità in concorso, tentata estorsione ed altro. La vicenda giudiziaria risale al maggio del 2019 e prende spunto dall'arresto di un soggetto empedoclino che finì in manette perché trovato con circa 5 kg di hashish. L'indagine ha permesso il sequestro di oltre 140 kg di droga e il deferimento di oltre 41 soggetti. Un'altra operazione denominata Fenice ha portato invece all'arresto di 6 persone per i reati di associazione di tipo mafioso ed estorsioni aggravate dal metodo mafioso ai danni di soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa di Misilmeri Belmonte Mezzagno. Dalle indagini i carabinieri di Palermo hanno appurato uno spietato ricorso alla violenza e all'imposizione del pizzo a commercianti e imprenditori. Le mani della mafia venivano poste anche nell'attività di trasporto di malati e di servizi funebri. Ci spostiamo a Lampedusa dove un altro barchino con a bordo una trentina di migranti è affondato a 24 miglia dalla costa. La Guardia Costiera ha tratto in salvo 22 uomini, 3 donne e un minore. Vi sarebbero però anche 4 dispersi. Le ricerche sono attualmente in corso. Una bambina in probabile ipotermia con la madre e un ragazzo che accusava forti dolori al petto, subito dopo lo sbarco al Molo Favarolo, sono stati portati al poliambulatorio. Blitz nell'area di stoccaggio rifiuti della zona Asi in uso al comune di Pozzallo in provincia di Ragusa, dove la ditta che gestisce il servizio di raccolta in città usufruisce del piazzale con degli scaricabili. L'intervento è stato operato dai carabinieri del reparto anticrimine natura di Agrigento e dal comando della compagnia di Modica, a supporto anche personale dell'ARPA Sicilia. Si indaga sul sistema di trattamento di alcuni rifiuti liquidi inquinanti che necessiterebbero di un trattamento specifico di raccolta in appositi impianti di depurazione o di essere trasportati con macchinari specifici in impianti che ne permettano il trattamento. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento col TG Flash alle ore 12. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.